Amici di Mattoscacco, mi duole dirlo, ma questa potrebbe essere l'ultima puntata di questa serie che ha fatto sognare giocatori e giocatori, che li ha fatti stare col fiato sospeso, e invece questa potrebbe essere veramente l'ultima. Perché? Perché dico l'ultima? Perché Stefano, che aveva come obiettivo 1000 punti, è a 996, quindi potrebbe bastare anche una patta con uno forte forte per arrivare a 1000. Ma noi ce la giocheremo per superare i 1000 punti. Chissà se questa sarà la puntata definitiva o ci sarà un complotto da parte vostra per farci perdere oggi e quindi continueremo. Come ti senti, Ste? Molto bene. Allora, dopo l'ultimo video che abbiamo fatto, l'ultima partita, ne ho fatte altre tre. Due si sono arresi dopo l'apertura, non so perché, volevano farmi avanzare, si sono stufati. Comunque te le ho mandate perché secondo me l'apertura era comunque decente, era riflettuta. E poi l'ultima, quella che mi ha portato a 996, Merita. pensata, se non altro pensata, Ottimo, ecco. allora io direi di andarla a vedere subito. Andarla a vedere subitissimo. Ok, vedi la scacchiera? Non ancora. Ancora? E a volte il simpaticone di Zoom ci fa questi scherzetti bellissimi. Yes, ora sì. Ok, ci siamo. Allora, questa è la Area 980. Vinci questa partita e vai a 988, se non erro. Ok, qui decidi di tirare fuori l'alfiere. Perché aveva chiuso col cavallo, si era Mi chiuso piace, mi comunque la piace, mi regina. piace, mi piace. Quel cavallo. Qui ti fa una grande mano con questa mossa, ha perso un paio di tempi. Va bene, va bene. Ma qui puoi scegliere se catturare, e in tal caso lui può scegliere sia di doppiarsi i pedoni, però una doppiatura se vogliamo momentanea perché poi ha la spinta in E5, no? Mhm. Oppure catturare con la donna. Eh, Qui forse alfiere G3, scusa, voglio vedere il motore cosa dice perché in molti casi alfiere G3 qui è quella giusta. Ok, qui non gliene frega proprio niente. Ok, ok, alfiere G3 è un po' la più umana, seconda scelta. Cavallo BD2 è un po' da motore. Sì, ecco, ricordati, questa cosa qui, quando gli alfieri si guardano in questo modo, questo fa proprio parte dell'apertura Londra, del sistema di Londra, quando i due alfieri si guardano il bianco spesso lo ritira in G3, perché in caso di questa, noi sappiamo che questa struttura qui, quindi il bianco potrà sicuramente arroccare o non arroccare, quindi avere già un bel attacco qui, ma nel caso in cui decidi di arroccare, questa struttura qui forse è anche più forte di questa qua Mhm. quando si cattura col pedone H. Quindi questa sarebbe, diciamo, buona anche Ma per scusa, il la prima bianco. scelta qual era? Sì, era cavallo BD2 perché il motore, al motore questa doppiatura non fa paura perché vede il mega avvampostone qui. Però, senti, cioè, Ah, a me faccia. questo pedone qui non piace per non so. Donna F6, cosa dice di fare il motore G3? Scusa, perché adesso sono veramente. G3, cioè. Eh? Cioè, non lo so, sicuramente se lo dice lui funziona, però umanamente parlando, non lo so, non mi fa impazzire. Mhm. Ok, comunque, vediamo com'è andata invece la partita. Questa va bene, questa va bene, questa va bene. Ottimo, che sei riuscito a fare la spinta. Ottimo, ottimo. Minaccia di matto. E adesso è debole sulle case scure. Mhm. Peccato che non abbiamo più l'alfiere Camposcuro, però si è creata la debolezza. Ehm, Quando vedi un re senza il cavallo, che è un ottimo difensore dell'arrocco, e quando vedi questo pedone spinto, ti viene in mente subito qualcosa per attaccare il re? Quando vedi il pedoncino G spinto che non c'è l'alfiere in fianchetto, non c'è il cavallo che difende, c'è il re sguarnito e col pedone G spinto. Ti viene in mente qualcosa di succulento? Così su due passi? Cioè, con la regina che si può infilare sui lati. Tipo così. Sì. Ok, ottimo, ottimo. Il cavallo magari E bene, bene. in... Ok, ti dico che qui anche un'altra idea possibile, ma ovviamente è sempre tutto da valutare, contestualizzare, è cercare subito questo punto di contatto sì. qui, col pedone H, così tu catturi, oppure puoi anche spingere, quindi puoi minacciare il matto con la regina in G7, quindi qui hai varie possibilità, però questa c'è, ovviamente in caso di questa e lui cerca di fermarti con questa, si è indebolito ancora di più perché un'ulteriore spinta si sono creati ancora ulteriori buchi, cioè
Quindi modi per attaccare l'arrocco quando manca l'alfiere in fianchetto, manca il cavallo, ce ne sono tantissimi. Forse l'attacco coi pedoni può essere più forte proprio perché vai subito a creare qualcosa di concreto. Però vediamo come l'hai portata avanti. Non so se è andata avanti perché... Arrocco. F5 si è super sguarnito. Questa spinta F5 cosa indebolisce? Lascia pedone in E6 come pedone arretrato. Bravissimo, Mm. bravissimo. Si è creato un pedone arretrato, quindi questo era forte, un pedone arretrato e ovviamente ulteriori buchi su case scure. Ottimo, regina che controlla anche un po' le case scure. Ok, lui qui giustamente ha spinto per liberarsi del pedone. Ok, qui c'è una minaccia intermedia di matto. Cosa vuoi che sia? Bella, bella, si spinge. Forse se spingeva stava meglio. Cattura. Wow, ha Così. abbandonato perché se andava qui col re. No, non ci ho visto niente io di così pericoloso, non so perché abbia abbandonato. Va bene, Cioè, va bene, va ero bene. più uno, Comunque però... l'apertura andava bene, andava bene. Vediamo quest'altra, eri bianco anche a sto giro. Va benissimo. Oh, quanto siamo contenti quando ci fanno questa. Perché poi questa spinta diventa ancora più forte. Lui ora dovrebbe attaccare di qui, ma dimmi come deve fare. Ecco, mettiamoci 2 secondi nei panni del nero. Mhm. Mi dici il nero come dovrebbe continuare ad attaccare, sapendo che... Quindi dovrebbe portare i pezzi Sì, sul lato di donna e anche i pedoni, cioè sì, primi pedoni. dimmi un po' come ti immagini. Intanto dovrebbe anche procedere con lo sviluppo, quindi per Cioè, arroccare, quindi sicuramente, sicuramente. magari tirare fuori l'alfiere scuro, Mhm. forse non ha molte scelte in Sì, realtà. È una lì, delle sì, due. una delle due. Ok, sicuramente il cavallo, eccetera. Cavallo, arroccare e Ok, poi magari anche alzare i pedoni, il ecco, pedone in A, sì, ma soprattutto quello. quello in B, perché deve affiancare il pedone Bravo, più... questo deve andare qua. Mm. Sicuramente sorretto anche da A5, quindi A5 e questo che arriva fino a qui. E poi magari cercare qualche rottura, qualcosa, però è lì che deve giocare. Di qui sull'ala di re non può fare niente. Vediamo come continua. Qui toglie forse l'alfiere per arroccare, mi viene in mente, perché altrimenti non vedo il senso di quella mossa. Ok, forse a cavallo sarei andato perché attaccavi subito l'alfiere sospeso. Mm. Cioè con questa forse gli fai venire voglia di giocare cavallo F6. Ok, ti faccio notare una cosa. Sicuramente Donne 2 non è bella di più, anche perché adesso attacchi 2 volte un pedone che matematicamente cade. Ti faccio vedere un'altra ritirata per questa donna in queste situazioni che è H4. Rimani sull'ala di re, un po' in attacco e difficilmente te la possono attaccare. Certo, se gioca alfiere 7 diventa pericoloso e conviene ritogliersi di nuovo. Però donna H4 c'è il suo perché. Come Mhm. ulteriore ritirata E2 va benissimo. Bella, adesso è bella. Qui doveva difendere l'alfiere, mi sa? Sì. Ok. Si doveva difendere l'alfiere. Perché non gliel'hai preso? Ok, ok. Ok, minaccia di matto. Si difende anche lui. Ottimo, ottimo. Alfiere di 2, sai che non mi fa mai impazzire come mossa di sviluppo. Semmai qui e l'avrei schiantato sul cavallo. Se proprio ti dà fastidio, perché in D2 è proprio insulso l'alfierino in D2, come il suo in D7. Proprio non è da evitare. Se proprio non vedi dove mettere sto alfiere, daglielo sul cavallo. È meglio darlo sul cavallo che tenerlo in D2 a non fare niente. È vero che devi far comunicare le torri, eccetera, però sì, questa. Mhm.
Ok, sicuramente poi arriverà un torre per dominare questa colonna. Vediamo, vediamo come continua. Ok, anche qui il tuo amico decide di... Di aiutarmi. Ha fatto... No, sembrava che era cos'è, giapponese che fanno l'harakiri. E andiamo all'ultimo partitone col nero che ti ha portato nel tuo punteggio più alto mai avuto. Ottimo. Ah, l'infame, l'infame non c'è cascato, l'infame. Ok. Ah, scusa, questa non mi sai perché non mi fa impazzire questa, che Mm, mm, mm. ti blocchi qui e ti metti a rischio di doppi. Vediamo, vediamo come Eh. continua. E qui forse adesso giocherei alfiere 7. Ok, esatto, alfiere 7, giusto? Giusto, giusto. Giusto, 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 giusto. Ok, più 1, ottimo. Cambio, te l'ha fatto lui, meglio ancora. Ottimo, comunicazione delle torri. Qui stai bene. Coppia di alfieri. Controllo della colonna e più 1. E tra l'altro questo più 1 ce l'hai sull'ala di donna. Quindi vuol Mhm. dire che con tutta probabilità uno di questi tre pedoni andrà a promozione. Ottimo. Bella. Ok, mi aprirei una via di fuga al re quanto prima perché mi fanno paurissima. Pauri, eccola qui. Eccola. Bravo, bravo. Ok. Bene, gioco molto, molto pulito. Molto pulito. Bene che questo alfiere è sostenuto da un pedone, quindi non lo scaccia più nessuno da lì. Ok, ti faccio notare una cosa. Fra questo scacco e questo ti dico che è più forte catturare con la torre. No, scherzavo, scherzavo. Ok, allora, supponiamo che la sua torre non era qui. Mhm. Supponiamo che la sua torre non era qui. E tu fai questa. Di norma, questa è più forte perché minacci uno scacco di scoperta, no? Con questa, che ne so, la prossima puoi giocare qui, scacco e gli mangi la torre, per dire. Non funziona in questo caso specifico perché lui ha questa e poi la torre non ha più supporto. Mhm. Ok, in questo caso specifico non funziona, però di norma si fa più danni a catturare col pezzo che non dà scacco, perché poi c'hai lo scacco di scoperta. Sì. Va bene, comunque, ripeto, è una partita vinta. Ok, alfiere, cambio di torri, alfiere. Bene, allora, si arriva in un finale, si dice di alfieri contrari, cioè uno che si muove solo su case scure e uno che si muove solo su case chiare. In genere, questi finali aumentano la possibilità di patta, non sono facili da giocare perché avete due pezzi che giocano su due mondi opposti. Quindi sono veramente curioso di vedere come l'hai portata fino alla fine. Ah, Se, ascolta questo principio molto importante, se tu vuoi pareggiare la partita, devi mettere i pedoni su colore opposto del suo alfiere. Quindi se lui ha alfiere campo chiaro, devi mettere tutti i pedoni sul nero. Quindi le mosse da fare sarebbero F6, H6, tutti sul nero. Così lui non te li può attaccare. E non te li può attaccare, l'unico modo in cui te li può attaccare è tramite il re, però tu lo difendi col tuo re. E lì aumenti le possibilità di patta. Se tu vuoi giocare per vincere, devi invece mettere i pedoni sul colore del suo alfiere perché limiti il suo alfiere, mettendo, ok, questo te lo mangerebbe, però mettendo i pedoni sul suo stesso colore lo vai a limitare e giochi anche contro il suo alfiere. Diciamo che c'è questo principio qui. ma Quindi in sai un che era la mia finale... domanda? Mi chiedevo proprio qui cosa dovevo fare. Cioè, io ho Ok, messo tutto sul lato scuro, tutti i pedoni sullo scuro, adesso vedrai perché mi va sono detto bene, così ma almeno non me li credo, attacca. credo che la vinci uguale perché appunto questi, anzi hai più 3, scusa, hai più 3, quindi più 3 si vince, però suppongo che non sia stata semplice, adesso andiamo a vedere. Ok, 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 va bene. Ok, bene, Non ti piace bene. che mi sono isolato il pedone? Sì, Però mi sono detto, sono pedoni tutti distanti, il re non me li potrà mai prendere tutti, quindi... bravo, bravo che ti sei messo qui, perché se il re entrava qui secondo me erano danni, eh. Mhm. Bravo che non l'hai fatto entrare. E niente, lui non può fare niente, cioè qui non può entrare, quindi...
Bravo, esatto, ora è il momento di giocare dall'altro lato. Ok, ok. Purtroppo vedi, si fa fatica a spingere, no? Mhm. Ottimo, ottimo che puoi giocare su più versanti, no? Qui c'è un errore, tra un po' mi sembra di aver fatto un errore. Buona. Ah, qui, Questo, ok, sì. questo. Mm. Ah, ok, è scappato, è scappato. Ok, ok, bravo, bravissimo. E adesso arriva. E vabbè, è andata. Vediamo se si è arreso, gli è dato matto. No, mai arrendersi. Fino Bene, all'ultimo. belle, belle, belle partite. Si vede una qualità di gioco superiore. Non hai fatto cavolate enormi, a parte perdere il pedone qui, ma non è una cavolata enorme. Bella, bella. Vali tutti 1000 punti, secondo me. Ma Anche sai di... che io ho visto questa settimana, scusami, Niente. stavi dicendo? No, no, dicevo che secondo me vali anche di più di 1000 punti. Ok. Dicevo, ho visto una partita di una persona che ha 1700, adesso non so se magari una partita era distratto, questo, non lo so, ma delle mosse in apertura che tu non mi avresti sparato a vista se avessi fatto quelle mosse. Cioè, perdita di tempo alzando i pedoni Ok, sulla A, sulla ok, H, ok. bloccarsi la regina, sei bloccato la regina col cavallo su una partita di regina, cioè Ok. cose che se mi avresti ucciso. Sì, 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 è vero. E Quindi, poi ognuno ha i suoi punti di forza, cioè è incredibile, ogni giocatore poi veramente magari quello da 1007 in apertura è così così, poi magari è straforte mm, nel finale, quindi alla fine sei arrivato a quel punteggio sì, qualcosa ce l'ha, no? Però sì, sicuramente se ti devo dire il tuo punto di forza è l'apertura, ma poi stai giocando veramente anche bene anche dopo, davvero, cioè, non ti vedo troppo smarrito, no? Ma approfitti dell'errore, se c'è da prendere il pedoncino lo prendi, quindi mi piace. Allora io andrei adesso a fare l'ultima partita, cercherò di essere più bocca cucita che posso perché che questa è, ansia. è fondamentale. Ti lascio condividere lo schermo, anzi facciamo così perché non vorrei che l'altra volta faccio interrompi condivisione. Anzi no, vai, condividi pure tu così. E dicevi che volevi sfidare uno dei tuoi amici su chess.com? Sì, provo. Ok, e diciamolo qui ad alta voce, amici nel senso non che li conosci e quindi vi siete messi d'accordo, sono Sì. persone che seguono la serie, hanno chiesto l'amicizia a Stefano e ci tenevano a fare una partita ed entrare all'interno di questa serie. Non sapranno che forse potrebbe essere anche l'ultima. Ok. Non li ho pagati, sulla fiducia dovete credermi. Allora, proviamo un attimino. Poi ho fatto altre partite, ho rigorosamente tolto il punteggio, Ok, quindi... ok, ok. Però senza punteggio ti manca quel... Sì, manca oh, il sale. Sì, è come giocare a poker senza soldi, no? No, non si può Non si neanche, può. non si può. Si può. Ok, proviamo. È giusto? Sì, ok, hai scelto questo. Mi spiega, Sì, 1100? Madonna. sì, in teoria. Ok, ma è online lui? Mi ha detto di sì. Ok, proviamo. Vediamo se. Wow! Aspetta che gli mando un messaggio. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ok, ti conviene fare subito la mossa prima che ti annulla la partita chess.com? Perfetto. Gli ho scritto ciao quanto vuoi per farmi vincere. Aspetta che... Scusa, metto schermo intero. Ah, sì, sì, sì. Allora, se esce fuori se dovessi uscire con l'alfiere, non credo che gli farò il E giochetto. dici che la conosce, no? No, ma voglio poi, cioè, almeno è uscito. No, la tentazione è forte.
Ma sai che io glielo faccio lo stesso? Ma sì. Tanto ho visto che anche se mi mangiano il cavallo, Si sì, sopravvive. insomma, si Sì, va poi ad avanti. alti livelli è chiaramente sbagliato, però secondo me qui si può giocare ancora. Già che ci pensa, Secondo me prende... secondo me prende il pedone. ti prego, dimmi di sì. Attenzione. Secondo me sta andando a guardare le puntate vecchie. Sì, ha solo tipo 40 ore di contenuti da vedere. No, Eh. che infame. Fine, chiudiamola qui. Va Chiedi la bene. patta, ste. Eh. Adesso mi No, è giusto, è giusto, aspetto. è giusto. No, è giusto, giusto. Mi Ah, aspetto la solita uscita di Regina per darti matto, matto del sì. barbiere. O Rocco anche, non lo so. Vediamo cosa. Come Allora, decidi. su Regina so che se tiro fuori il cavallo e lui poi scende con Bravo. il pedone, succede un po' un macello. Mi tocca mettere qui la regina per bloccare il pedone. È un po' un macello. Oppure alzo direttamente il pedone qui. No, ha arroccato. Mazza, ha già arroccato. Sono indietrissimo. E non c'è neanche più l'inchiodatura sul pedone adesso. Quindi, cioè, se metto proprio il cavallo qui è proprio un disastro. Io tirerei fuori l'alfiere per poi alzare... Ciao, mi ha scritto ciao. Ehm, sì, tirerei fuori l'alfiere e poi mi alzo questo. Più o meno come nella partita che avevamo visto prima, sta andando, dove anche lì non c'erano cascati nel trucchetto ed era Mm-mm. andata così. Vabbè, sono contento, almeno non è una fotocopia delle partite in cui avevamo già usato questi Ah. trucchetti. Ok, lui si è aperto, lei, mi sa che è una lei, si è Sì, aperta l'alfiere. Sempre questo cavallo vorrei tirare fuori, solo che se lo metto qui c'è sempre questa bravo uscita. che la vedi. E non so se magari alzare questo pedone, e in caso ovviamente poi di quella, a quel punto sono felice. L'unica paura è un po' mi chiudo fuori questo alfiere, però. Allora, penso che il pedone in D4, il tuo quello doppiato avanzato, penso che non durerà lì a vita, credo. Credo che prima o poi ti farà C3, spero. E spero anche, no? Mm? Così ti liberi di quel pedone doppiato Mhm. che sì, che in effetti ti chiude l'alfiere, te lo Sì, chiude. Quindi se riesci a cambiarlo è tanta roba. ok. Adesso una è questa, Mm. sicuramente, che se dovesse scendere sono felicissimo. Sì, così poi arrocco. E poi, e poi si vedrà. La mia catena, diciamo per ora, sta puntando anche verso il re. La sua pure. Oh, Eccolo! grande, 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 Un grande, grande. attimino, sì, penso che sia. Ok, qui credo che debba catturare col pedone, perché è vero che col cavallo sviluppa il cavallo, però col pedone porta verso il centro, su Mm. tre pedoni sul centro, e poi, secondo me era un attimino meglio di pedone, però va bene. Ok, come nelle ultime volte, voglio tenere d'occhio il cavallo, che è il mio principale problema. Ok. Allora, un modo è probabilmente mettere l'alfiere qui e gli chiudo già due, no, neanche, non gliele chiudo due perché qui c'è comunque l'alfiere che lo Mm. sorregge.
gliene chiudo solo una. Poi però potrei portare qui l'alfiere. Però torniamo a noi. C'è anche la possibilità che lui venga qui col cavallo. E poi è dura. Poi è dura. Ma forse è questa dopo. Facciamo così. Mi sviluppo. Anche perché finché non arrocco mi sentirò In sempre... difetto. Sì, sempre... Che mossa pensi ti faccia ora? Tenendo conto che deve completare lo sviluppo. Potrebbe venire qui col cavallo e provare a stimolarmi a cambiarlo per poi venire lui qui con l'alfiere, oppure deve sviluppare, quindi Dove lo tirare mette fuori. quello? Allora, qui, Sì, assolutamente qui. sì. E la fregatura che non abbiamo modi per schiodarci, non abbiamo né alfiere 7 né l'altro cavallo. Quindi se arriva Terribile. lì, secondo me è un problema, non imminente, però ci rimarrà lì a vita il problema. Bisogna capire come, È come terribile, eh? fare. Terribile, sì. Se arriva lì, sì. L'unica è, secondo me, qui, poi qui, Sì, se con la riesci a regina. fare qualcosa del genere, però lui per esempio spinge il pedone davanti alla torre di 2 e ti attacca sia la regina e difende il suo alfiere. Mm. Tosta. Vabbè, a parte che non lo può spingere quel pedone perché è inchiodato. Ok, niente, come non detto. Ok, fatte queste considerazioni, io alzerei questo. A questo punto ti dico, sai che non sono mai pro nel fare queste spintettine prima di arroccare, però sto giro era fondamentale. Dopo l'analizziamo, però sia sto giro era fondamentale. Perché lui ha fatto, o lei ha fatto quella spinta in A3 secondo te? Perché c'è Tra sempre una l'altro, ragione. vedi, non ho neanche... Però sicuramente adesso vuole provare a Anch'io incastrarmi. pensavo, anch'io pensavo. Perché se io vengo qui, lui cosa può fare? No, in realtà adesso non me lo può incastrare. No, no, no. Però comunque come unico posto in cui andare mi Eh sembra sì, che ho questo. obbligato, Ok. obbligato, sì, sì, E sì. forse alzerei... Beh, adesso bisogna vedere se per caso alza questo. Sì, magari te lo vuole cercare in qualche modo di Mm. intrappolare, sì, magari sì. Vediamo cosa fa. Per ora secondo me si è equilibrata la situazione. Ok, il bianco sta leggermente meglio per il fatto che è vantaggio di sviluppo, arroccato, eccetera. Mm-mm. Però è giocabile anche per il nero. Ok, quindi un'idea è alzare qui e farmi uno spazietto Sì, per proteggere l'alfiere. quando vedi proprio che te lo sta chiudendo, sì, non lo farei troppo preventivamente, Mm. perché comunque è sempre un tempo perso, no, queste spintettine laterali. Però se vedi Al- proprio che lo stai per perdere, sì. Assolutamente. L'altra è arroccare e magari portare la torre in E Mhm, con due attacchi su... mhm. Eh sì, perché poi a un certo punto bisogna trovare anche poi un piano di gioco da fare, no? Quindi Mhm. se intravedi una possibile debolezza, ci sta come idea. Poi ovviamente devo ancora finire lo sviluppo, Mm, quindi mm, mm, mm. tiriamo Sì. fuori, non qui magari, ma c'è sempre questa, oppure qui Quella una... bocciata, quella te lo dico bocciata prima ancora che, che la pensi. Forse qui, però non so. Se metti lì e ti spinge il pedone davanti a torre di uno, sei contento o non sei contento? Ok, come non detto. Dovrei esserlo. Sì, sì, in teoria sì, lo No, vedo. dovrei esserlo. Ok, perché Ok, un donna lì? attimino. Cosa hai in mente? Non ho idea.
Cioè, se mi spinge questo pedone Ok, un se l'ha po'... messa lì perché la vuole rimanovrare, secondo me. Mm, Quindi vuole andare alla fine su una casella. ok, probabilmente qui Bravo, anche secondo me. Anche secondo e me. poi se arrocco sfruttare l'inchiodatura per Ok, non so... calcola bene. Quindi tu adesso arrocchi. Sì, Devi io mettere arrocco, regina lui G3. viene qui. Sì. E poi c'è quel giochino bravissimo che l'hai visto. C'è un modo per salvarsi da quel giochino? Ma intanto lui se va lì con la regina e mi fa roccare, ah sì, ci avrebbe anche questo, però lui poi ha questo, Sì. quindi no. Rifacciamo da capo, qui, E alla prossima ti fa alfiere per H6 se non fai niente. mhm. Spostare il re Sì, forse. sì, 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 questa è la difesa a questo giochino. Mi verrebbe da metterlo forse qui o qui. Bisogna vedere, Ah, bisogna bisogna vedere. vedere. Diciamo che in genere il re va a coprire i buchi, però bisogna Mhm. sempre poi vedere. Però bravissimo che hai visto questa idea. Poi magari l'ha messa in D3 per un altro motivo la regina, però credo che hai visto bene. Credo che hai visto bene. Vediamo. Finora non le abbiamo azzeccate, tutto quello che pensavamo avrebbe È fatto. vero, è vero, è vero. Quindi abbiamo detto se va qui con la regina, cioè da un lato mi verrebbe da venire qui così Mm. copre meglio, però qui ho veramente paura che poi salga Bravo, qui, mi sai che dia anch'io un... ho paura di quella? sarebbe Bravo che terribile. l'hai considerata. Piuttosto qui, piuttosto qui. Sì, sì, in genere lo metto sempre in H7, ma sto giro sì. O poi magari adesso che muove un pedone. Tutto può essere. Mhm. Se dovesse scendere con questo, adesso sono obbligato a Sì? prendere, sono obbligato a prendere, solo che poi lui riprende e mi ritrovo... No, non può... Sì, può riprendere in realtà. La vedo in caso dopo. Sì. Abbiamo il vantaggio di tempo, che non è roba da poco, eh. Sì. Più l'avversario è molto forte. Se invece dovesse fare un'altra mossa a caso, forse Sì? vado avanti con torre in E e prima ancora forse... Ah, dicevi, se metto qui l'alfiere e lui si alza con Sì, questo. sì, sarei felice io. Sì. Perché ti rende immortale l'alfiere Camposcuro. Guarda la diagonale che si apre Mhm. dell'alfiere Camposcuro. Quindi sarei felice. Però prima secondo me aveva molto senso perché c'era la regina che attaccavi con Mm. l'alfiere lì. Non c'è più. Però d'altronde forse da qualche parte andrà messo quell'alfiere. Quindi ok, ha Eh. fatto quello che pensavi. Ok, vediamo se è giusta questa cosa, sì. Se ci sono altre manovre... No, non vedo altre manovre. Mm. Ottimo, col fatto che hai mosso molto in fretta, gli è passato di nuovo la palla, adesso è lei che deve partorire una nuova idea. Questo è fondamentale. A volte a scacchi è molto semplice trovare una mossa, è difficilissimo trovarne un'altra. Per lei ora è difficilissimo, per noi era facile. E È adesso deve difendere quello. fra l'altro. Deve difendere, ok. Quindi portati sempre avanti, così sfruttiamo il vantaggio di tempo che abbiamo. Deve difenderlo, cosa giocherà possibilmente? Beh, un'idea è attaccarmi. Ok, può essere un'idea, sì. In quel caso, non so se prendere. Sai che se mi attacca qui non so se prendere o se andarmene col cavallo. Perché se scende e io prendo, lui Sì? prende, io mi ritrovo col cavallo che si deve comunque spostare e lui con un pedone qui. E a quel punto il cavallo dove lo posso mettere? Forse qui. Minaccio il pedone.
Che però abbiamo detto, se dovesse scendere, in realtà siamo contenti perché mi apre la diagonale della fiera. Quindi sì, glielo mangerei con il pedone. Sì, 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 anch'io. Anch'io glielo mangerei perché comunque abbiamo sempre detto quando ti arriva un pedone mangia, nel dubbio mangia sempre tu. Ok, ottimo. Oppure se anziché spingere il pedone lo difende con una torre, niente, l'ha difeso con l'alfiere. Mm, ok, che secondo me adesso questo lo butterà qui giù così per provare a attaccarmi. Io raddoppierei gli attaccanti su questo pedone. Prima ancora di uscire con l'alfiere? O esco prima con l'alfiere? Lo so che sono indietro con l'alfiere. Però sì, io... Aia, questa No, mossa non mi è piaciuta. no. Vediamo Ah, se... lascia... Ah, perso. Se Ah, cade quello si indeboliscono tantissimo le caselle bianche, perché lui controlla le caselle bianche in diagonale. ah, sì. Ok. Non l'ha visto, però il problema resta in realtà. Sì. Pensiamoci un attimo. Io prendo, lui prende, non posso riprendere con la torre. Ok. Sento un po' le strette dopo questa. Quella è fastidiosa molto, molto fastidiosa. Molto. Ok. Fra l'altro lui adesso ha di mira questo probabilmente. Ha ancora qui l'attacco, mi sta attaccando il cavallo, mi sta attaccando da tutte le parti. Ok, sì, bisogna togliere il cavallo, no? Bisogna solo Mhm. trovare una casella giusta. Non è difficile perché forse una giusta non c'è, però bisogna trovare qualcosa. Beh, anche andando per esclusione, qui forse qui minaccio la regina. E poi però se se dovesse attaccarmelo, Bravo. me lo perdo. La perdo di Sì, brutto. sì, sì, perché lì è sospeso, lì, esatto, esatto. Ok, quindi poi qui non se ne parla, qui lo perdo. Ok, Se lo mettessi qui, mi chiuderei tantissimo l'alfiere vero? Campochiaro. Quindi forse le, le altre scelte brutte, brutte, brutte sono qui e qui. Fra l'altro, se lo dovessi mettere qui, secondo me lui mi fa questo. Io mi sposto con la torre. Lui mi prende con l'alfiere, io gli riprendo l'alfiere e poi lui ha di nuovo questo Wow, attacco cosa hai qui, visto? Cosa terribile, hai visto? terribile. Quindi in quel caso mi sa che l'unico posto in cui lo posso mettere è qui. Mi Bello, sa. bello, bella, bella, bel calcolo, veramente. Sì, ma adesso perdo il pedone. Dai, giochiamocela comunque, siamo in vantaggio di tempo. Quel pedone è maledetto. Oh, se non lo vede lo salviamo quel pedone, ovvio. Sì, l'ha visto. Niente, ci abbiamo sperato. Ok. Sto pensando a un modo per provare a liberare questo alfiere e allo stesso tempo. Per esempio, se lo mettessi qui, gli offrirei ovviamente un cambio che non è a mio favore il cambio, però mi permetterebbe di liberarmi di questo alfiere e mettermi in comunicazioni nelle torri. No, che dico, devo prima togliere la Esatto, hai torre. sotto la torre. Di chiacchiere.
Forse la metto qui, sì. Protegge un pochino almeno questa colonna. Ok, occhio che lui c'ha adesso un pedone passato, cioè il pedone 5 sarà una spina abbastanza nel fianco, sulla Mhm. quale dovrai combattere. Il principio dice blocca il pedone passato, qualsiasi cosa accade. Cioè se il tuo avversario ha un pedone passato, non far sì che lui lo possa spingere, perché più si avvicina alla casella di promozione, più sono guai. Quindi ora dobbiamo giocare in difesa, sicuro, questo è poco ma sicuro. E dobbiamo cercare di fare qualcosa contro quel cacchio di pedone. Mm-mm. Intanto ora c'è sotto l'alfiere, no? Quindi o toglie l'alfiere o che cosa fa? Oh, mangia il mio alfiere. Ha tolto l'alfiere. Ah, questo sì. Sì, 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 sì. sì. Ok, se lui dovesse mangiare, io mangio. Non ce l'ha questa. Cioè, non ce l'ha. Mm. Ce l'ha. Lo perde l'alfiere. Perde l'alfiere. Però poi il mio re è completamente sguarnito. No, non completamente, ha comunque un pedone davanti. Sì, Ok, quindi non penso di dovermi preoccupare per ora di questa. sì, sono d'accordo. Forse questo piuttosto, perché... Ah, un'idea potrebbe essere questo qui, che gli blocco il pedone e allo stesso tempo almeno il cavallo non può venire qui. Il cavallo può sempre andare qui però. Poi vediamo in caso vada lì. Giusta, questa è giusta. Mettere un pezzo leggero davanti il pedone isolato per bloccarlo. Questo è proprio un principio. C'è un capitolo intero sul libro Il mio sistema di Aaron Nizovic sul blocco. In genere, se possibile, è meglio mettere il cavallo davanti, però in questo caso non era possibile. Però i pezzi leggeri sono ottimi bloccatori. Più il pezzo è importante, quindi torre, donna, più diventano dei peggiori bloccatori. Quindi ottimo, va bloccato. Ottimo che l'hai bloccato. Ok, siccome ha già vantaggio lui, ecco, questa mi scocciava. Mm. Sto pensando con quale prendere. Cioè, apro questo, mi apre la torre e porto un pedone più verso il centro. Forse. Questo non ha più niente da aprire, quindi probabilmente sì. Sì. Va bene, condivido, condivido, condivido. C'è la torre che almeno non si può muovere. Mhm. Ok, occhio a questa mossa perché ha fatto questa. Allora, l'ha fatta probabilmente per sostenere questo pedone. Mhm. E Spingere, alfiere. certo, certo, Mm. spingere, sì. Terribile. Terribile. Sto guardando di questo scacchino che ho se può servire a Mhm. qualcosa, ma per ora non mi sembra che serva a niente. Di solito quando c'è uno scacchino ma non mi serve a niente me lo tengo buono per, per un altro momento. Sì, non ci vedo niente perché in realtà questo già è protetto Sì, protetto purtroppo due due volte, volte. sì, sì. Questo cavallo è... E dopo la spinta Sta si nitrendo. libererà. Quando spingerà quel pedone si libererà, però Eh, è un bel casino.
Ok. Allora, forse metterei un secondo difensore a questo pedone, Carina come così idea, nel momento carina, in cui molto spinge. carina. Mm, Sì, sì, sei tre difensori su quel punto. Ok, adesso ti metterà sicuro una torre in faccia alla regina, sicuro. bello. E anche devi spostare la regina dove la sposti? Forse lì. Esatto, mantenendo la casella F5, esatto. Esattamente. Bravo che hai trovato questa risorsa difensiva, che l'alfiere ora non è più sospeso, è tenuto dalla tua regina, perché prima era lì in mezzo sospeso. E controlli la casella F5. Bellissima manovra. Certo che tre dei miei pezzi stanno difendendo un Sì, punto un vuoto. punto. Ah, è vero, è vero. Un punto vuoto, non c'è Bravo, niente. bravo. Però è cruciale, è cruciale. Eh, Bravo che stai vedendo queste cose, eh. Ma sai che io... Ah, no, non ce l'ho. Beh, stavo guardando quest'altro attaccante su questo pedone, ma Ok. non ce l'ho perché c'è il cavallo. Mm. Ehm, Posso scacciare quel cavallo? No, cioè, non ho più pezzi. Quindi forse devo cominciare ad alzare questo e questo così. Torre. Mm. Capite l'idea dietro questa mossa? Raddoppiare le torri. Sì, rapiare le torri e quindi poi spingere quel pedone. Anche lui sta giocando tutto su quel punto lì. Sto guardando se ho questa. Ho paura qui di sbagliare i calcoli e di fare altre Sì, no, non cavolate. c'è poco tempo, eviterei, eviterei. Niente, non lo Va bene, so. Probabilmente alzo. mossa semplice va bene. Adesso raddoppierà sicuro. Così poi potrà fare la spinta perché ha 4, ha 3 supporti. Sì, tra due torri e l'alfiere. E io Sì. ho uno, due e tre. E poi io questo alfiere. Dura. Allora, mettiamo il caso che lui scenda qui. Forse a quel punto ritiro l'alfiere e li cambio. Però almeno posso uscire con il cavallo. Non lo so, non lo so, non ho le idee chiare. Vado avanti con. Vai avanti con quello che credi. Ok, lui ti farà la spinta al 100%. C'ha l'esercito lì. Eccola là. Ok. Questo cavallo qui sembra che non stia facendo niente, invece sta facendo tantissimo perché mi impedisce. Mi blocca l'alfiere, mi blocca la torre. Questo alfiere adesso o lo ripiazzo, per esempio, potrei piazzarlo qui, ma solo per guadagnare un tempo sulla torre che farebbe questa mossa. Beh, è un tempo, dai, non si butta mai via un tempo. Sì. E poi finalmente potrei uscire con Oh, il oh, cavallo. dai, che forse si intrae luce. Purtroppo lui c'ha il pedone passato, che quello sarà il nostro grattacapo da qui fino alla fine della partita. Quello è il problema. Però se riesce ad avere un attimo di controgioco adesso, Mm. non sarebbe male. Magari esce fuori uno scacco matto così. Così.
Tu l'hai visto e non me lo stai dicendo? Allora, in realtà, se lui viene adesso qui con la torre, io vado qui col cavallo. Si chiude un po' la torre, sì. Sì. Può andare qui con la torre. Sto pensando, perché io poi avrei comunque questo che Sì, quello ce l'abbiamo. gli impunto la torre sul re, però poi non ho più abbastanza attaccanti qui. Comunque tutto è partito da questo pedone in F che mi sono giocato. Bello, mi piace. Eh, e a questi livelli un pedone fa la differenza, inizia a fare la differenza. Mi sa che ci sarà un'altra puntata. Ok, concentratissimi che abbiamo poco tempo. Vai che magari ci strappiamo anche la patta. Uh, niente di meno. Mm, mm, mm. Allora, sto pensando che io adesso avrei lo scacchino qui. Lui si mette qui. Mamma mia, quel pedone. Mm, 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 mm. Terribile. Però ho poco tempo, sinceramente, e quindi forse questo lo prendo. Ok. Dopo in analisi ti spiego. Il pedone passato ha sempre bloccato. La mossa giusta era regina davanti al pedone, eh. Non devi permettere che lui possa spingere. È vero che scacco, ma se lui spinge quel pedone, per esempio ti minaccia la torre e... Ok. Mm, 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 mm. È dura, ma qui mi sa che devo dargliela. Io gli do la regina, lui ovviamente prende con quella torre. Cavallo qui e, e vediamo. Non lo so, non lo so. Ok, questa qui secondo No, me sta andando male. gli ha dato il vantaggio definitivo. Va bene, giochiamocelo, Sì. giochiamocela fino alla fine. Ah, ma certo, perché lui se spinge Hai qui, io capito? non È posso quello. venire qui. Bravissimo, bravissimo. Aia. Quella è la vera fregatura. Cioè, sì, devi andare lì e sacrificare la qualità. Lui vuole proprio... Terribile questo alfiere. Eh sì, sì, siamo un po' bloccati totalmente. Siamo in Zuzwang. Non lo so, mi verrebbe da mettermi qui e aspettare che scenda. Non lo so. O addirittura, ma adesso sono fuori col tempo. Forse sacrifico il cavallo qui. Ok. Male. Tranquillo, ma il pedone passato si sa che è così. È Tra proprio... l'altro adesso ne ho un altro di pedoni Esatto, passati. purtroppo sì. Ok, vedi tu se giocartela fino alla fine o abbandonare, vedi te. Ma no, dai. Si sa mai che... Che impazzisce. Se spinge il pedone? Se spinge il pedone, prendo.
No, perché poi perdo la torre. Che mi ha preso la torre? Oh, so che non l'avevo neanche vista. Va bene, tranquillo. Ok, promozione secondo me è impossibile da fermare. Mm. Terribile. Secondo me abbandono. Sì, è d'abbandono. Ha Cioè, giocato bene il tuo avversario comunque, veramente. gli Fai i scrivo complimenti prima. perché ci ha regalato un'altra puntata. Via. Ok, ok. Allora, ovviamente eravamo contro un avversario molto forte, cioè, ma si è visto che sapeva bene quello che stava facendo, eh. Ti richiedo un attimo il controllo. Io invece non sapevo quello che stavo facendo. Allora, possiamo dire che a tua discolpa, purtroppo non essendo caduta nel nostro trabocchetto, eri un po' sofferente in apertura, diciamolo. E questo è dovuto dall'apertura che abbiamo utilizzato. Allora, togliamo tutte le cose. Allora, dicevamo. Qui, che cos'è che ha fatto Rocco? Su donna F3 o donna H5 ha detto che ti saresti difeso così, però lui spingeva, giusto? Quindi ti saresti difeso con donna E7? Se c'era ancora il re, se non arroccava il re. Tipo se faceva così, come ti saresti Se faceva difeso? così... allora, fammi pensare un attimo cosa faccio di solito. Sì, mi sembra che ultimamente ho fatto cavallo in F6 e poi si abbassava il pedone, È un casino. regina in E7. Però poi perdi il pezzo, no? No, Ah no, perché ok, ok. Ah ok, questa qui, interessante. Con l'attacco qui. però lui arrocca e poi io comunque... Rocky sì, e se io lo catturi comunque non te la può fare subito, però... mm, Mm. Ok, secondo me qui il modo migliore e più semplice è proprio mettere la regina in faccia alla sua. Cioè mm, non solo blocchi il matto, ma stai attivamente facendo qualcosa. Che te ne pare? buona. Se me Mm? le cambia, Sì, sì, sviluppo se il cambia, ti cavallo. sviluppi il cavallo, allora questa qui è sempre un po' fastidiosa, ma fino a un certo punto. Sto vedendo se aveva senso andare qui o ritornare addirittura a casa. Sì, purtroppo è un attimino sofferente quando siamo a questo punto qui, però nulla secondo me di ingestibile. Ecco, qui secondo me, o ci impostiamo allora, perché il problema qual è? L'abbiamo visto. Questa, vediamo come è continuata la partita. Questo si è trovato fuori gioco, come dicevi tu, ma soprattutto non può più rientrare in E7 per schiodarti. Quindi quando lui ha la possibilità di fare questa inchiodatura e sicuramente anche donna F3 è veramente un casino. Ecco, già qui questa con minaccia di cavallo di 5, minaccia di donna F3, è un disastro. Questo è cosa a fare H6, ma ti viene qua, devi fare questa, oh mio Dio. Quindi qui è veramente la fregatura. Quindi secondo me o qui giochi più modesto e quindi metti l'alfiere in E7 e arrocchi. Ovviamente D6 ci vuole sempre per evitare che lui faccia questa. Quindi non so, alfiere 7, D6, cavallo qui. Oppure scegli di far andare l'alfierino in fianchetto e il cavallo se ne può andare anche in E7 volendo. O non so, te la puoi giostrare. Sì, è vero che c'è già una diagonale aperta, non andrebbe aperta, però qui siamo nei casi limite perché dopo D6 alfiere 7 questo è un po' bloccato, no? Questo alfiere è un po' bloccato, poverino. Però non volendo rischiare il setup che giocherei è questo qui, arrocco, tranquillo.
Questo è Mhm. proprio risk free. Ok, l'alfiere non è l'alfiere più bello del mondo, ma matto non te lo può dare. Non so, così, così, così. Sto sparando un po' di mosse. Cioè, qui non c'è niente, non c'è niente perché è ipertenuto. A posto, poi si gioca la partita. Eh? Mhm. Che te ne pare? Quindi sì, alfiere 7. Secondo me, quando non ci cascano questo trucchettino qui, alfiere in E7 e rocchino il prima possibile. Va bene. Qui H6 è indispensabile. Ok, bravo, qui hai visto bene questa. Qui purtroppo Questa. l'errore, l'unico errore, cioè incredibile, l'unico errore della partita è costato caro. Vediamo qui la valutazione. Ops. Vediamo la valutazione a questo punto. Urco, più Uh, 4. Cioè, uh. nonostante siete pari di materiale al momento, E prima della torre? Prima di spostare la prima della torre? torre, secondo me più 1, più 1,5 gli dava. Vediamo un po'. Che mossa siamo? No, più 0,70. No, parità, guarda, pari totale addirittura. Pari totale. Dopo torre, vom. Però non è più 4, più 2. Ci hai ripensato. Ci ho ripensato. È incredibile, eh? Mm-mm. È perché purtroppo questo è il controllore, tant'è che poi tu ti sei ritrovato col solfiere piazzato qui che ti ha rotto le scatole a vita, ti ricordi? Perché purtroppo manca il controllore di queste caselle, tutto qui. Cattura, cattura. Sì, questa credo che era la casa migliore per il cavallo. Vediamo un po' se c'era qualcos'altro. Cavallo H5 addirittura consiglia il motore, chissà che cacchio ha visto, andiamo a vedere. Andiamo a vedere per curiosità, regina F3. Attacca il cavallo e torre per E5. Sì, però hai due pezzi al centro. Secondo, boh, non so, secondo me è difficile da giostrare e anche solo da vedere. Mhm. Cavallo H7 più mana, cattura. Ok, adesso dicevamo, qui c'è il pedone passato, quindi la prima cosa da fare è bloccare sempre il pedone passato e alfiere 6 sono quasi certo che sia la prima del motore. Alfiere 6, la vedo, sta scalando la classifica. Ok, qui chiede prima di cambiare gli alfieri e poi fare altro, però alfiere 6 seconda scelta, il motore va benissimo. Va benissimo. E qui bravo che lotti per un punto, cioè questa cosa di lottare per un punto è una cosa che non tutti riescono a capire velocemente, quindi sei stato molto bravo che se ti faceva questa erano guai. Quindi lui alza o lei alza la torre per continuare a fare quella spinta. C6, questa. E secondo me qui c'era il modo per impedirla questa, vediamo se lo trovi. Perché lui dopo questa mi sembra che ti ha giocato questa qui. C'era il Posso modo per impedirla. scambiare gli alfieri? Cioè mettere Eh, l'alfiere in F5? sì, alfiere F5, esatto. Glielo blocchi. Glielo blocchi, è da vedere se con torre o con regina, però gli blocchi l'avanzata. Ok, c'ha questa, però credo che torre qui. Mhm. Qui secondo me un po' gestibile era. Ok, questo cavallo è totalmente bloccato, però era un po' gestibile. Invece dopo B5 arriva purtroppo questa spinta fortissima e già qui siamo a corto. Qui urgeva donna E7 per bloccare il pedone, quindi il pedone passato va sempre bloccato. Attiviamo il motore, regina E7, prima scelta. Donna D4, seconda scelta, quella che hai fatto tu. Però diciamo che quando tu blocchi il pedone passato è difficile che sbagli perché è veramente una rogna, è veramente una rogna. Così, tra l'altro, tu blocchi sulle case nere. Lui non ha l'alfiere scuro, fa un po' di fatica a scacciarti la regina. Avrebbe bisogno di venire con un cavallo qui, ma non può. Fa fatica a scacciarti la regina, in effetti, eh. Quindi questo è bloccato al momento. La casella F6 la controlli molto bene e se in futuro metti un cavallo in F6, e infatti poi ho visto che il cavallo tu lo metti qui, però secondo me la casella giusta è qui, sai perché? Perché dà un occhio alla promozione di quel pedone. È tutto incentrato su quel dannatissimo pedone
passato. Qui, anziché cambiare le donne, ancora una volta, donna F6 per poi mettermi in blocco. Perché secondo me dopo il cambio la barra proprio va... Già adesso il vantaggio è veramente grande. Dopo il cambio, secondo me, aumenta ancora di più. Ok, no, neanche di tanto, sinceramente. Sì, donna F6 Era però già era finita. sempre... purtroppo... Troppo forte quel cacchio di pedone. E qui esatto, qui forse cavallo F6 meritava. C'era ancora, è vero, non l'ho proprio... Sai che non l'ho proprio vista questa? Ok, così se lui veniva qui te toglievi la torre o la toglievi da un'altra parte e tenevi la casella. A questo punto giocavi tutto sul tenere la casella E8. Tanto c'hai hai due torri che sono due controllori. Il cavallo 6-3, secondo me forse riuscivi a provare a tenertela. Qui sei andato in attacco, però dopo questa è ora imbloccabile. Dovevi fare forse questa. Forse. Lui ti dava così, così, e te la giochi ancora, perché comunque sei sotto di una qualità, ma siete tre pezzi a testa. Se vai ancora abbastanza giocabile, difficile ma giocabile. Sofferta. Guarda, l'unico errore è stato perdere quel pedone lì. Poi è stata tutta strasofferta. Eri in parità. Pensavo che stava meglio il bianco, ma addirittura eri in parità secondo il motore. Madonna. Questa è Va stata una bene, partita di quelle bello. che io adoro, quelle cervellotiche, strategiche. C'è stata poca tattica. Sei stato bravo a difenderti tatticamente contro l'idea del sacrificio dell'alfiere in H6. Secondo me, ripeto, hai giocato bene. Purtroppo la svista, man mano che vai avanti, le paghi sempre di più le sviste. E le faranno sempre meno gli altri. Quello è il problema. Però è incredibile, detto sinceramente, è incredibile come un giocatore da 1100 giochi così bene. Lo dico perché cioè, il livello si sta alzando in maniera incredibile. Cioè, una volta uno da 1000 punti doveva capire bene dove mettere il cavallo perché non si ricordava le mosse, capito? E adesso, cioè, adesso Sono cazzo, preparati. lasci un pedone in presa, te lo prende senza dubitare. Però è così. Ma questa è colpa tua, del tuo canale. Li addestri Sono troppo stati bene. addestrati. Ste, da una parte sono felice perché ti giuro, se finiva questa serie mi mancava un pezzo. 991 punti, 991 punti. Secondo me, se battevamo questo, quanti punti prendevamo? Ce lo diceva. 11, sì, sì, 11. La prossima volta lo risfidiamo, così se vinciamo. Sì, volendo, si può fare. Eh. Va bene, va Ottimo. bene. Dai, allora è stata comunque, secondo me, tutta esperienza. Oggi abbiamo imparato che il pedone passato va sempre bloccato. Purtroppo ti costringe a giocare in difesa, perché quello devi considerare come se fosse già una regina. Purtroppo è brutto da dire, ma è così. Quindi lo devi bloccare, a costo di giocare difensivo, a costo di tutto ciò che ne consegue. Quindi blocco, 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 proprio parola chiave. C'era un altro aforismo, un'altra frase di un grande maestro del passato che diceva, vabbè, se la trovo dopo online, magari poi la scrivo nei commenti. Però è tipo il pedone passato è come un assassino che deve essere fermato a tutti i costi, non deve essere lasciato a piede libero. Cioè, questo fa capire quanto già avevano capito all'epoca che è un disastro quando c'è quello lì. Perché ti costringe a stare in difesa, cioè tutti i tuoi pezzi sono a difesa di quello lì, e quindi poi lui ha modo di fare altro con gli altri pezzi. Che dall'altro canto mi insegna anche l'importanza di procurarsi un Sì, pedone passato sì, quando... sì. Qui non mi ricordo se gliel'hai dato tu gratis, aspetta che ti riprendo il controllo un attimo. Se gliel'hai fatto creare tu o si è creato... Ah no, si è creato dopo che hai perso F7. È quello, è quello, è quello. È quello, perché prima non ce l'aveva. Fammi vedere quando... Perché qui, ok, qui sei in una situazione di 4 contro 3, però non ci può creare nessun pedone passato al momento. Vediamo com'è che si è creato. Ok, qui ancora non può crearsi il pedone passato. Sì, dopo che hai perso F7 si è creato. Sì, è Mhm. questo. Sì, ora è passato. Sì.
Ok, niente. Niente, niente, niente. Vabbè, è un errore. Va bene, Va ci bene. riproveremo. Allora, 991 è facile anche che sì, basta un avversario da un po' più forte di me, 9 punti. Oppure risfidiamo la stessa fra qualche giorno. Esatto, esatto. 9 punti si possono fare contro un avversario più forte, sì, 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 sì. Ok. Speriamo in bene, ragazzi. Spero che vi siate divertiti, avrete sospirato insieme a noi, ma in realtà purtroppo dopo aver perso quel pedone avete visto che la partita è stata in una sola direzione. Questo è un complotto in realtà. E niente, noi ci vediamo presto nella forse ultima, non lo dico più perché porto sfiga, puntata del Missione 1000 punti. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.